Io sono molto legato personalmente e emotivamente alla famiglia Nonino e collaboro con loro da moltissimi anni e sono veramente fiero quando posso di rappresentare questo prodotto all'estero. Certo è un connubio d'eccellenza, parliamo di Lindt, parliamo di Nonino. Quello che ho voluto fare è abbinare la nostra Lindt Excellence 78%, una nuova ricetta uscita veramente da poco sul mercato, con l'amaro Nonino Quintessenza, perché è veramente, secondo me personalmente, l'amaro per eccellenza. I prodotti Nonino che mi hanno stupito di più sono sicuramente i prodotti invecchiati, perché non hanno niente a cui invidiare a un gran cognac, a un gran brandy. Quello che c'è in un bicchiere praticamente è quello che viene raccolto con la passione delle singole figlie e della famiglia del papà e della mamma. È la prima volta che vedo questo luogo ed è enormemente affascinante. Credo che ci sia un profondo legame che lega tutti quanti loro, un profondo amore che li lega, un profondo amore che riescono a mettere nelle cose. C'è un entusiasmo che secondo me è coinvolgente e che loro riescono a trasmettere in maniera estremamente profonda e per quanto mi riguarda in maniera assoluta. Può sembrare complicato organizzare un progetto del genere e lo è, ma una cosa è certa, è molto facile aiutare le persone, basta avere la voglia e la generosità per farlo. È quello che abbiamo fatto con PUR grazie a tutte le aziende e le persone che ci hanno appoggiato. Nonino è una di quelle e non solo, malgrado la loro tradizione c'è sempre stata innovazione. Uno dei prodotti che ha aiutato molto in questa sperimentazione è stato i distillati della famiglia Nonino appunto. Sicuramente l'intelligenza che io ho visto nella famiglia Nonino è stata quella di attivare questo programma di mixology usando dei prodotti base come la grappa, come la prugna, come la pera. Io vado pazzo per il Pyrrhus. Il Pyrrhus mi ha stregato, lo bevo sia liscio che in questo pregevole cocktail. Assoluta eccellenza, assoluta.